Comunque io do la notizia vera alla piazza che l'Asco Piave veramente di Gildo Salton è pronta per fare una centrale nucleare, è pronta. Forse esagerato. Come no? Hai detto tu prima. Sì. No, non ti può dire una roba durante la pubblicità e dopo che andiamo in onda te cambi la versione. Perché ho dei testimoni qua, No, in consorzio con tutte le municipalizzate quotate italiane, quindi con ERA, con ACEA, con A2A, eccetera. Allora a Piave parteciperà a questo consorzio con tutte le municipalizzate italiane. Lega quotate le vuoi fare una centrale nucleare. Esattamente. Ok? Esattamente. Questa è la notizia? Sì. Non la smentisci? No, questa no. Beh, no. Allora, Zanolla voleva riferirsi a Marchese sui rifiuti. L'osservazione fatta da loro, a me è piaciuta particolarmente la proposta, perché quello che i sindaci bellunesi stanno proponendo da anni, ovvero di ricavare energia dai rifiuti, e che la provincia di Belluno non è assolutamente d'accordo nel fare, anzi ha messo sempre il bastone tra le ruote, loro lo fanno a 10 km da Piazza San Marco, bruciando il residuo dei rifiuti. Questo bisogna dirlo in maniera chiara, i bellunesi 5 anni fa il conferimento dei rifiuti costava 110 euro a tonnellata attraverso i loro comuni, oggi costa 192 euro a tonnellata e si continua a dire che bisogna andare in questa direzione. Quando ci sono norme europee che dicono che non si può portare in discarica ciò che è ancora un residuo possibile di recupero energetico, e quindi io credo che sia ora di aprire gli occhi e capire che la politica attuata dalla provincia di Belluno in termini di rifiuti è una politica che ha costretto i cittadini bellunesi a tirar fuori ogni anno soldi in più per il problema per la tariffa dei rifiuti. Imitiamo il tema così come è stato proposto da Venezia, che bruciano i residui dei rifiuti a 10 km da Piazza San Marco, generando energia elettrica e facendo in modo che le tariffe vengano ridotte ai cittadini. Questa è una scelta intelligente e coraggiosa per il territorio. Chi è, dice quel telespettatore là, Gildo Salton, se una società estera trova metano in mare oltre 12 miglia, di chi è il metano? Della società estera che ha trovato il metano nel giacimento. L'area è sicuro che è la extraterritoriale della società estera. Ma siccome nell'Alto Adriatico, cioè da Chioggia, dal Po fino al Tagliamento, si è studiato tutto e tutti i giacimenti hanno un nome, un cognome, uno studio fatto dall'ENI, nessuno potrà andarci a prendere quel gas. Il tema è come si può estrarre quel gas senza continuare a creare subsidenza nella costa? Allora si dice pompando dentro acqua, non è sufficiente, è dimostrato che ciò non tiene. Il tema è come noi riempiamo il sottosuolo dopo l'estrazione del gas senza che questo provochi ulteriori... E perché i croati lo fa? I croati casa sua fa quel che no, casa sua, perché la vena è sempre quella del Castro Venezia. Massa, guarda la geografia. Guarda la geografia. Tu purtroppo non ti sei guardato le cartine sui giacimenti. La Croazia con noi e con i giacimenti di fronte a Venezia e Rovigo non c'entra niente.